Sì, Buongiorno a tutti. buongiorno a tutti. Sì, anche oggi ci siamo. Anche oggi ho passato quello che devo passare e oggi siamo qui. Ho portato con me il Deagada per il semplice fatto che era lì, Si trovava di qua. passava per strada e diceva vieni qui che facciamo una live tanto per spendere un'ora con i nostri amici. Oggi avremo tanta carne al fuoco. Sì, si dice così. E poco fumo ma molto arrosto. Ecco. Quindi cari amici, ne lasciamo parlare il De Garda che strepita, scalpita per poter comunicare le sue conoscenze, perché ieri ho fatto un figurone, proprio un figurone con questi circuiti e oggi, prima che scappiate, vi faccio vedere quello che spiegherà oggi, così che se qualcuno passa per caso in questo momento parlerà di questo bellissimo circuito che ha ideato e anche di questo che è un remember di ieri. E poi dopo chiaramente si fa sempre sì e no per poterli usare. Bene, vabbè, questo spetterà a te. Intanto abbiamo delle amiche che si sono collegate, che ci hanno salutato. Buongiorno Beatrice, buongiorno Tiziana, buongiorno Assunta. Io faccio l'eco. Buongiorno Beatrice, Tiziana e Assunta. E c'è Paola anche. Buongiorno. C'è la nostra Paola Cherilli. Ciao Paola, grazie di esserti unita nei gruppi. Bentrovati a tutti. Io direi di cominciare subito con le previsioni del giorno, ricordandoci che oggi siamo sotto l'influsso di Giove, dunque sicuramente un influsso benigno, benefico. Attenzione perché Giove ha un carattere amplificatore. Dunque... Scusate, mentre lei amplifica, io vado a linkare questi video nei vari gruppi che ci sostengono, tipo quello di Paolo Cherilli, Laura Cefini e tanti altri. Sì. Grazie, arrivo subito, non scappate perché vado via. Ma speriamo che restino per me. Allora, bene, allora saluto anche Francesca e Chiara che si sono aggiunte, ben trovate, buongiorno. Allora, la giornata di oggi, come stavo dicendo, gode degli influssi benefici di Giove, attenzione però che Giove ha un carattere amplificatore, come stavo dicendo poc'anzi, cosa significa? Che tende a ingigantire tutto, nel bene e nel male, dunque fa di tutto l'elevazione alla potenza, mi raccomando, dunque attenzione perché molto di come andrà questa giornata dipenderà anche da noi e dagli influssi di base che riceviamo al momento della nascita. In particolare però su cosa andrà a lavorare una giornata come questa di oggi? Buongiorno Antonio, abbiamo l'influsso che in prima battuta riceviamo grazie al fatto che la Luna transita per prima nella costellazione di Bilancia e poi nella costellazione di Acquario. Seguirà oggi un viaggio molto affollato di costellazioni perché, come capita per tutti i primi giorni del mese, la Luna affronta un viaggio attraverso ben 19 costellazioni. Ovviamente... Mi sta dicendo sono tutti cavoli vostri. Voglio dire che sicuramente è una giornata particolare, poi è chiaro che la particolarità di questa giornata è data anche dal tipo di ripetizioni che avvengono e vale a dire quali sono le costellazioni che si ripetono, cioè visitate più di una volta. Abbiamo appunto delle ripetizioni un po' spinose. In che senso? Intanto Bilancia è subito dopo Acquario, collegato a Giove del giovedì, parla comunque in modo molto positivo di opportunità che sono collegate a tutti i settori tipicamente di Bilancia. Ricordiamoci che oggi inizia anche l'influsso della costellazione Scorpione, perché la costellazione Scorpione, buongiorno Edi, la costellazione Scorpione da adesso fino alla fine del mese di ottobre avrà un influsso prevalente perché diventa la reggente del mese. Abbiamo dunque salutato Bilancia quale dominatrice del mese di settembre e entriamo nell'influsso di Scorpione. Mi raccomando, non parlo mai di segni zodiacali da questa prospettiva astrologica, ma sempre di costellazioni e questo è comunque molto diverso, perché il segno viene definito tramite la posizione del Sole, dunque
ha una matrice di tipo solare, parla dell'io, mentre invece le costellazioni sono quelle che danno origine ai segni e sono le stelle fisse nel cielo e che attraverso appunto l'influsso lunare che riceviamo dal suo transito attraverso di loro, riceviamo anche delle esperienze, delle prove, delle caratteristiche che non riguardano soltanto l'io, ma proprio un vissuto che è ciclico, tipico proprio di quello che è la modalità della Luna, cioè la Luna si occupa di tutto ciò che è ciclico nell'esistenza e dei cicli della vita, essa stessa li influenza in modo molto diretto e stretto. Dunque, bilancia, mette l'accento sui rapporti, sulle persone che abbiamo vicino, il fatto che possibilmente oggi daremo grande importanza proprio al benessere di chi ci è intorno e anzi addirittura è possibile che in certi casi per amore della pace rinunceremo, magari ci faremo un passo indietro, saremo più predisposti al dialogo, al compromesso, magari anche a qualche piccola forma di sacrificio. Parola d'ordine, volare basso. Sì, o comunque ci verrà un po' spontaneo, ecco, ricercare un equilibrio in tutte le cose, questo è il contributo della costellazione Bilancia. Allora, dunque, praticamente cos'altro ci possiamo aspettare da questa giornata? Una giornata predisposta non soltanto appunto al rapporto equilibrato con gli altri, ma anche a tutto quello che è il settore di Venere, che è indirettamente portato da Bilancia. Dunque, chi lo sa, qualcuno potrebbe scegliere di spendere, attenzione perché con la presenza di Giove questa spesa può essere esagerata, nell'abbigliamento, nell'estetica, in qualche cosa di questo tipo, sempre per una miglioria comunque del nostro aspetto. Oggi saremo e risulteremo molto più armoniosi anche in questo senso. Vi sta consigliando di trovare uno che piace il nudismo, no? Giusto? No! No! Cioè, proprio se volete risparmiare trovate uno che vada nudo così. Si vede che va al mare, sai, che va in quei posti un po' così. Così non vi fa spendere niente, economy class. Oppure può comunque spiegare che oggi potremo avere, al di là del fatto che appunto saremo molto incentrati su questi rapporti, andando avanti nelle costellazioni potrebbero esserci degli alti e bassi. Intanto una giornata comunque costruttiva e positiva sotto l'aspetto economico, dunque a meno di configurazioni astrali penose che abbiamo magari ricevuto al momento della nascita, oggi è una giornata più o meno positiva per molti, almeno sotto il profilo materiale, perché abbiamo delle costellazioni di terra che si susseguono in modo costruttivo e dunque grazie all'influsso anche di Giove, come ho detto benefico, potrebbe dare qualche buona notizia un po' una botta per esempio chi stringe un contratto oggi ha sicuramente delle buone possibilità, perché intanto Bilancia in prima battuta parla proprio del settimo settore, dunque tutti i contratti, compreso matrimoni e tutte queste relazioni molto strette che possono essere, magari se ci fosse stato Scorpione in opposizione, magari uno va a divorziare oggi, fa un buon contratto, no? E magari la spunta positivamente. Comunque diciamo che per lo più parla di dopo dicono che noi facciamo divorziare persone. Ma sei tu che ti rimbalzi. L'ho buttata lì perché qualche mio... Bravo Marte. Allora, vediamo che praticamente abbiamo comunque delle buone opportunità. L'unica cosa che questa giornata può riservarci è qualche delusione da parte di persone che abbiamo intorno, cioè noi probabilmente faremo un passo indietro per non discutere, per non litigare, ma resteremo magari intimamente dispiaciuti, offesi o delusi da qualcuno. Dunque oggi facciamo un po' attenzione. Bene, comunque la giornata non è male, godiamone perché ha delle buone opportunità, soprattutto in termini di contratti. Se oggi qualcuno deve andare a comprare, fare una compravendita, è eccellente. Se oggi qualcuno deve andare a parlare da un avvocato, eccellente giornata. Dunque
Io domani Insomma, sono sbagliato di un giorno. Uno che va dall'altro avvocato deve toccare un po' i gioielli di famiglia. No, però è un giorno sì, dove probabilmente avrà maggiore fortuna perché con questi influssi magari individua l'avvocato giusto oppure riceve le informazioni giuste. Diciamo i che tribunali sono così oggi. Sono così. Se ascoltano il nostro video i tribunali sono così. Bisognerebbe oggi correre e approfittare. Sì. Stiamo instaurando i tribunali. Va bene, allora insomma questa è un po' la giornata di oggi, giornata ricca, però mi raccomando, attenzione, qualche delusione dietro l'angolo. Va bene. Marietto. Beh, oggi possiamo parlare anche di un tomo che noi parliamo, cioè continuiamo a parlare di questo libro. No? Periodicamente, sì. Beh, qualcuno mi ha scritto un biglietto e mi dice: ma che caspita di libro è? Questo qui è un libro eccezionale scritto da un ragazzo, da un signore che si chiama Riccardo Tristano Tuis. È un libro che ha qualche anno, è un cavallo di battaglia e secondo me è uno dei più interessanti libri che spiegano un po' com'è questo periodo degli ultimi 2000 anni e anche un po' di più forse, in cui noi siamo, non dico sodomizzati, non dico quella parola lì perché poi uno va a dire Marietto dice che, però diciamo che a pagina 68-69 questo signore qui spiega in modo impossibile non capirlo certe dinamiche in cui noi oggi ci troviamo e siamo in un certo senso schiavizzati, no? Quindi io lo consiglio. Ma leggiamo vedi il titolo di copertina qua, a parte del titolo grafico. Lei ha una bellissima voce, si è proposta. Ah, ecco, mi sono data la zappa sui piedi da sola, no, sto scherzando, comunque merita, è un libro che merita. La storia occulta dell'elite che da secoli controlla la guerra, il culto, la cultura e l'economia. Dunque è un libro che spiega quali sono le vere dinamiche e soprattutto le dinamiche che sono dietro le quinte del palcoscenico, diciamo, sociale, del tessuto sociale che conosciamo. Esatto, dunque spiega anche quali sono le ragioni occulte di certe cose, a quali culti sono anche associate, esatto. Il fatto che certe realtà che a noi vengono vendute come superstizioni o cose da cui stare lontani, in realtà siano manipolo e di interesse di pochi al potere. Dunque diciamo che è un testo che merita di essere letto, vi darà una doccia gelata. Esatto, sì, esatto. Cioè è un testo che non può mancare nel ricercatore esoterico, è un must, diciamo, no? Sì, costa poco, con 16-17 euro ve lo potete portare a casa, molto probabilmente esiste comunque anche una versione ebook, ma esatto, però vi consigliamo di averlo in formato cartaceo perché dopo che l'avete letto può servire per altri scopi, giusto? Tipo suicidarvi a qualche punto. Comunque è un libro che spiega molte cose. Chiaramente il primo passo è Mago Frabato di Franz Esatto, vabbè, ma questo apre un altro percorso. In realtà con Frabato il Mago, che sicuramente approfondiremo in un'altra occasione, scoprite certe dinamiche di alcune logge, dunque diciamo che è già più incanalato nella direzione dell'esoterismo. Questo parla di esoterismo perché è l'esoterismo che usano proprio le elite di potere, dunque va a scoprire gli altarini. Ma anche come certe scelte economiche, come certe cose abbiano un'origine, sembrerà incredibile, ma fa capire come l'origine di queste cose sia così antica da metterci di fronte a un piano che dura da millenni, che viene portato avanti con una consapevolezza. Dunque è come se le caste tra loro continuassero un dialogo con questo progetto che portano avanti da millenni ormai. Esatto, dunque, quindi questo è un libro che consigliamo anche perché molte volte noi parliamo di cose che magari per altri potrebbero essere proprio il vuoto per il semplice fatto che non hanno mai potuto accedere a conoscenze di questo tipo qua, no? Quindi lode a questo signore Riccardo Tristano Tuis
che ha avuto il coraggio di spiegarle al mondo in modo semplice. Sono riuscito a capirlo anch'io, quindi è a prova di bomba, se è a prova di Marietto. E poi parla anche di come molti anche artisti che in qualche modo hanno influenzato le scelte, i gusti musicali, ma anche non solo musicali, anche proprio artistici a 360 gradi, comunque veicolino dei messaggi predeterminati. E in che modalità? Dunque, insomma, è un testo che affronta molte questioni in modo approfondito, è scritto fitto, pieno di immagini, dunque ve lo consigliamo perché anche per esempio nell'architettura, in certi rosoni, in certe cose, cioè spiega tantissimi simboli, insomma se avete delle curiosità, anche dei fregi, guardate anche solo questa è una pagina a caso e spiega in dettaglio tutto, cioè dunque è un testo che vi aprirà gli occhi su quello che viviamo, anche sul mondo intorno a noi, perché comincerete a notare in giro, anche solo viaggiando e girando per le piazze, dei segni che facevano l'occhiolino a una certa casta, a una certa società. Esatto, diciamo che sono 17 euro spesi molto bene, un investimento, anche perché noi poi alcune volte parliamo di certe cose che pensiamo che il 90% delle persone sappiano, ma nella realtà se non avete mai potuto leggere questo libro diventano ostiche da capire, no? E quindi è importante, noi non ci guadagniamo niente parlando di questo libro, solamente siamo contenti che le persone possono in un certo senso attingere a certe conoscenze. E dunque riconosciamo il merito di Riccardo Tristano Tuis, che veramente ha fatto un grande lavoro. Coraggio e onore. Perché... E noi facciamo il nome di un italiano, perché sicuramente ci sono altri che hanno scritto di questo genere, di questo settore, ma sono tutti stranieri. Non vedo perché quando abbiamo un bravo dei nostri esoterista non dargli la mano. Chiaro, abbiamo anche altre colonne a livello tipo la famiglia Rendel, Sebastiano Fusco, il signor Pierini, abbiamo Mago Alex, abbiamo dei giganti dell'esoterismo, Hildegarda, Marietto Veneziano. Ultimo ma non ultimo. L'ultimo proprio una scala giù in fondo nell'angolino con le orecchie asine, Marietto Veneziano. Comunque, a parte le battute, abbiamo dei giganti dell'esoterismo che il mondo ci invidia, non pensate, perché ci sono stati presidenti degli Stati Uniti che sono andati ad esempio o lo Shah di Persia che è andato a parlare ad esempio a chiedere consiglio al grande Fulvio Rendere. Insomma, abbiamo delle colonne, dei giganti dell'esoterismo in Italia e quindi è anche interessante parlare di questi soggetti che sono dei grandissimi divulgatori. Abbiamo anche il signor Cerquetti. Cavoli! Giorgio Cerquetti, grande anima. Esatto, abbiamo avuto Salvatore Paladino. Perché, voglio dire, abbiamo avuto e abbiamo dei giganti esoterismo e quindi è anche interessante far conoscere i loro nomi, i loro prodotti, perché si sono spesi per la vita a dare questi... A divulgare, esatto. Poi dovete anche pensare che adesso abbiamo internet, abbiamo questi social che ci danno la possibilità di comunicare, ma quando queste persone operavano c'era la Chiesa di Stato che gli dava la caccia, quindi hanno lavorato e operato in periodi bui, molto bui, no? Che praticamente insomma era tutto in salita loro. E poi era un periodo in cui magari era anche finita ufficialmente la seconda guerra mondiale e continuava nelle retro. Bene, adesso però parliamo, perché molti sono scappati, ma quelli i martiri che sono rimasti... salutiamo le persone che hanno... Alessandra, Bruno, Cira, Marina, Bruno l'abbiamo già salutato, Marina anche e Antonio. Dunque, Alessandra e la Chiara l'abbiamo salutata. Sì, anche la Edi. Bene, intanto... Oggi però... Ieri vi ho promesso che avremmo parlato di due circuiti molto importanti che è inutile dirlo, ideati e poi, come si suol dire, creati dal vostro Marietto Veneziano. Allora, la prima cosa che quando
uno si avvicina, e lo ripeterò sempre perché sapere che questo video lo vedranno entro questa sera dalle 200 alle 300 persone. Quindi al di là di questi 20-30 che in questo momento si sono collegati, dopo ci saranno altri 300-400 martiri che praticamente prenderanno la loro croce e seguiranno il Golgota. E per seguire il Golgota però ci vuole sempre il cerchio di fuoco, l'ovetto colorato, e poi bisogna sempre chiedere al pendolino se questi circuiti che noi diamo in modo gratuito vanno bene per loro, perché alcuni circuiti fanno una cosa, ma anche altri fanno la stessa cosa, e magari per alcuni è più consigliato questo e per altri è più consigliato là. Poi una cosa importante. Buongiorno Maria. Buongiorno Maria. Vorrei però precisare, perché ieri mi ha contattato una mia cara amicizia in cui mi parlava delle falde d'acqua, no? Mi ha chiesto delle falde d'acqua. No? Allora, quando praticamente una persona va a cercare di comprare un terreno, allora, per costruirci chiaramente una casa, certo, perché se ci mette delle mucche e delle vacche, il discorso cambia. Però quando uno va a comprare un terreno, l'ideale sarebbe, in un certo senso, analizzare il territorio, cioè il sottosuolo, no? Se possibile prima di acquistarlo. Prima di acquistarlo, sì. No? Perché, vedete, ci sono molti terreni che li svendono, no? E uno dice, ma perché quel terreno lì lo svendo? Perché anticamente i vecchi sapevano che in alcuni posti era meglio non costruire, proprio perché c'erano delle energie fondamentalmente pericolose e perniciose. Però con l'evoluzione dell'architettura, insomma, la gente dell'industria, chiamate un po' l'edilizia selvaggia, chiamate, come vedete, quando si vedeva un camposanto che non serviva più, si cominciava a costruire lì. Quando si vedeva dei territori che fino a qualche anno prima si mettevano delle vigne o si faceva pascolare una pecora, a un certo punto le pecore non è che sono morte, ma le hanno portate in altri posti, e allora quel terreno lì stranamente costava poco e si sono cominciati a costruire delle strutture che possono essere case, ospedali, asili, campisanti ancora, però ma anche case e abitazioni. Allora il problema che cos'è? È che se prima nessuno ci andava a costruire qualcosa che magari erano ignoranti, magari era pianura ed era facilissimo costruire, magari in montagna si faceva 10 volte di più fatica, ma costruivano in montagna. Uno si deve fare un punto di domanda, sei d'accordo? Sì. E se uno si fa, perché io conosco posti in cui gente un po' attaccata alla materia, sapete quelli che continuano a costruire, quelli che vogliono sempre fare business, no? A un certo punto hanno comprato a pochi spiccioli terreni che in realtà sono oro, perché è tutto pianura, uno arriva lì, 2 palati di pacche, fa su un villone Madonna e lo vende il triplo del valore reale. Allora il problema che cos'è? Che sotto c'è sicuramente il pacco. E lì non dico la fregatura, adesso non venitemi a dire che io ho detto la fregatura, però è lì, capite? Per esempio il problema, perché ci sono delle zone karmiche, no? Che sono praticamente influenzate dalle falde. Quando sottoterra, purtroppo... Perché ha detto karmiche? Lo dico dopo. Tenetelo a mente. Se no qui... Io avrebbe potuto dire ci sono delle zone che sono comunque nascondono sotto delle falde, dei corsi d'acqua nascosti che purtroppo influenzano. Allora io arrivo al dunque, no? Arrivo al nocciolo del discorso, no? Perché sennò ci sta della batteria come ieri, no? Allora, arrivo al nocciolo del discorso. Allora, se voi comprate una casa a un prezzo interessante, mettiamolo giù così, in un terreno dove per 50 anni avrebbero potuto costruire, ma non hanno mai costruito, la prima cosa che uno deve fare è un punto di domanda. E molto spesso sotto ci sono delle falde. Ma cosa creano queste falde? Le falde creano col flusso e il deflusso dell'acqua dei movimenti vibrazionali. Se uno va a costruire sopra queste falde, il problema che cos'è? Che se ha un corpo eterico un po' deboluccio, lui le risente e il suo campo vibrazionale praticamente viene influenzato. 90% viene influenzato negativamente, ci sono persone che hanno un 10% che viene influenzato positivamente. In più, tutta la struttura della casa incomincia ad avere praticamente
alcuni problemi. Problematiche, a parte le problematiche di umidità, che chiaramente sì, è quella che resta nel suolo. Questo è il meno questo. Quello perché... che non si vede da un punto di vista occulto, che spesso i corsi d'acqua, le falde, i ristagni sotterranei sono dei portali che purtroppo attirano la presenza di entità, larve, che poi possono influenzare negativamente. Le cariche a livello energetico. Esatto. E quindi cosa succede? Succede che magari i vecchi queste cose le sapevano e certamente non ci andavano a costruire. Oggigiorno con l'edilizia selvaggia... Magari non è che le sapessero neanche in questi termini. Le intuivano, Però loro facevano una cosa molto saggia. Se identificavano un terreno, per almeno un anno mettevano a pascolare un piccolo gregge. Esatto. In base a come nell'arco dell'anno si comportava il gregge, decidevano. Perché se il gregge produceva latte in abbondanza, stava bene in salute. Scusate, Ilde, puoi dire a chi di non dormire? No, sta russando. Sì, no? abbiamo il cane che sembra una segheria. Se dunque questo gregge... Sì, se questo gregge produceva appunto cioè si moltiplicavano, avevano dei nuovi capi di bestiame, cioè delle nascite, produzione di latte abbondante, lo stesso Maggese oppure lo stesso campo prosperava anche di vermetti, di cose, allora in quel caso sapevano che le vibrazioni del posto erano positive. Esatto, e dunque poi costruivano. Ma se il gregge cominciava ad ammalarsi, non si riproduceva, le bestie morivano, non costruivano. Oggi non se lo chiedono, costruiscono e basta. Anche sui vecchi campisanti, cioè adesso però il problema cos'è? Uno si compra la casa con sotto la falda, dopo un anno scopre il problema. Ci sono però quel 10% che quel posto lì può essere anche una benedizione, cioè voglio dire, non bisogna essere negativi, perché ho controllato case che per quella persona lì, anche se c'era sotto l'acqua e venivano fuori le muffe, per quella persona era positiva la cosa, perché magari la teneva lontano da altre cose, ma per gli altri componenti della famiglia era un po' meno positiva, capite? Quindi quando si compra una casa, un oggetto, bisogna sempre fare un'indagine radioastesica per non trovare la sorpresina dopo. Il problema... Adesso spiega il perché karmico. Ma questa è grossa, questa è grossa, io lo dico, ma qui lo dico. Allora, il problema è che cosa succede? Io anni fa, vi faccio una storiella breve, anni fa conoscevo un amico, lo chiamo amico tanto per, no? Che lo analizzavo ed era un 2000-2500 bovis. A un certo punto... C'era quasi morto. Cioè praticamente vive pieno di soldi, perché è pieno di soldi, ha un bellissimo lavoro che gli rende 6-7 mila euro al mese, però diciamo che è un 2000-2500 bovis, insomma, è un materialista top di gamma, no? E quindi cosa è successo? Lui andava da un bravo radiestesista e aveva una fidanzata. Questa fidanzata di notte sentiva delle presenze in casa. Cioè, sentiva proprio delle presenze in casa. Lui non le riusciva a sentire perché chiaramente un 2500 bovis, capite che è un po' del coccio. Ma la sua fidanzata riusciva a sentire queste presenze ed era spaventata. Questo tipo qui, per fare gli investimenti e tante belle cose, chiamava sempre un radiestesista, che chiaramente lo mungeva. Qui lo dico e qui lo nego. Poi veniva da me... il suo lavoro, giustamente. Certe cose non gliele diceva. A un certo punto cosa è successo? È venuto da me, io a quei tempi lì così mi faceva non pena, perché questo qui era pieno di soldi che non sapeva dove mettere, però avevo visto la sua situazione che insomma era un po' così traballante e gli davo le risposte, poi lui andava a spendere 120 euro per 3 risposte, perché quelle radiestesista, essendo il top di gamma, 120 euro 3 risposte. E un bel giorno gli ha chiesto della casa. Gli ha chiesto della casa, la risposta di quel radiestesista è stata: io quella casa la venderei al tuo peggiore nemico, no? Proprio perché aveva visto cosa c'era sotto quella casa. E quindi ha capito che la sua fidanzata aveva ragione. Tra l'altro, finisco il discorso della sua fidanzata, ha preso i 4 stracci e è scappata.
è scappato, l'ha abbandonato e roba del genere. Non era il suo karma. Esatto. Allora, veniamo al dunque. Io analizzo la storia, analizzo la casa e mi rendo conto che l'altro radiestesista aveva raccontato la storia a metà. Cioè la cosa era nettamente peggiore, anche se l'altro radiestesista aveva detto... Gli ha già detto vendi il tuo peggior nemico. Però gli ha detto, lì sotto non c'era... gli ha detto i perché, i per come. Certo, lì sotto c'era la pazzia allo stato puro. Io quando ho visto una cosa del genere ho detto, ma è vero che gli hai dato 120 euro per 3 rispostine, però sotto la cosa è ancora peggio. E cosa è successo? Io ho analizzato tutta la zona, che è una zona ricca dove si è costruita la posta, 2 supermercati, insomma c'è del benessere, eppure tutta quella zona era praticamente una falda unica. Infatti tutti i supermercati che erano stati costruiti lì hanno dovuto applicare delle idrovoli per togliere l'acqua quando il fiume vicino insomma esonda e roba del genere. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che tutte quelle persone che andavano a vivere o lavorare lì, praticamente quando poi si analizzavano a livello vibrazionale col pendolino, chiaramente erano cadute a livello di bovis basse e le attirava come mosche, capite? Tutti quelli che vanno a lavorare lì o abitano in quella zona lì, o non sto dicendo che sono gente maledetta o gente che andrà nel basso astrale, però voglio dire, se io mi proponessero di andare a abitare lì, rifiuterei perché tutte queste vibrazioni non fanno altro che abbassare la nostra qualità di vita e quant'altro, anche se magari avevo il conto bancario bello sostanzioso, bello gonfio, nutrito. No? Ma la cosa interessante è che lui ha chiamato l'altro radiestesista quando la sua fidanzata ormai dopo 3 anni non ce la faceva più perché di notte continuava a sentire presenze in casa che si muovevano a destra e a sinistra. Allora lui, preso per non farla scappare, ha detto ma o è pazza o... E quell'altro gli ha detto guarda che sotto lì ci sono delle falde importantissime, no? Quindi quando una persona acquista qualcosa e vede l'affare, deve sempre, questo vale anche per un'auto, ma nella casa specifico è perché se sotto ci sono delle falde, che non è sempre detto, ci sono delle case costruite sopra delle falle, hanno costruito anche delle chiese, delle strutture che cercavano delle vibrazioni potentissime, benefiche anche, per quelle sono case eccezionali, oppure ci può essere quello che una falda gli fa bene e l'altro 90% della famiglia gli fa male. Dovete tenere presente anche queste variabili, che sono rare, ma ci sono. Break, era solo per dire che quando comprate una casa, la prima cosa che si fa non è firmare il contratto d'avvocato oggi, che sarebbe l'ideale, ma fare un'indagine radiostesica per vedere se sotto c'è il pacco, il regalo, perché poi è karmica, Sapete che dicono che la sfortuna o quell'altra cosa ci vede benissimo, la fortuna è cieca. Ecco, voi dovete pensare che quando voi andate lì, no? Se arriva il primo pacco, poi ne arriveranno altri. O anche per esempio questa abitudine che c'è adesso, più che abitudine, diciamo un nuovo business di acquistare case all'asta. Chiedetevi come mai quegli immobili sono finiti all'asta, esatto. Che tipo di energie possono avere. Perché hanno memorie dentro, capite? Hanno delle memorie, voi pensate magari di fare affari per 5 anni, vi va bene, e poi fate come quel garagista che è ancora apposta per crepare. Ne spendete il triplo o perché quella casa è un vortice che risucchia, esatto. Magari ha delle energie nefaste, è stata costruita su posti che portano, comunque le persone che vanno ad acquistare certe cose hanno un karma che li attira in quel posto, in quel punto, in quel momento. Però potendo ragionare d'anticipo, un'indagine preliminare è meglio farla. Cioè, di già che uno investe 100.000 euro per un immobile o quello che è, comunque pochi euro in più per vedere se sta facendo il passo giusto. Può risparmiargli tante allora noi non stiamo consigliando l'affitto, però se uno è in affitto prende i suoi 4 stracci o i 4 vestiti, oggi domani non va, i vicini sono un tormento, prendi e vai, perché sennò ci sono persone che comprano pensando di fare l'affare magari anche un bel più stabile e poi passerà la sua vita da uno studio d'avvocatura all'altro, sempre il 1 ottobre, ricordate? No, esatto, stiamo scherzando, è chiaro che sdrammatizziamo, però effettivamente succede così.
così, che magari si compra una bellissima casa, si pensa di aver preso una cosa meravigliosa e poi sentite la fidanzata che dice: "Oh, guarda che io tutte le notti io sento presenze che vanno", il tipo cominciava a dire il topolino, il magari topo non Gigio. potete dormire, il lavoro comincia ad andare male, poi cominciate a stare male, adesso sì, e fisicamente. vengono fuori lavori che non erano stati menzionati al momento della compravendita. Esatto, poi si cerca di diciamo dare la colpa a qualcuno e nessuno si vuole prendere la responsabilità, sono le solite cose, ma il problema era che se si analizzava prima la casa, è chiaro che poi chi entra porta le energie, magari se è una persona bella, no? All'inizio può reggere, può, ma sono casi rari, no? Puoi cominciare a piazzare il filo di rame intorno alla casa, puoi cominciare a mettere circuiti a destra e a sinistra. Il problema è che magari lui regge, ma al figlio o il marito, o non so se è dentro anche la suocera o il suocero, beh, già lì è altro che karma. Però voglio dire, in casi estremi, magari la suocera diventa ancora più suocera. Diciamo che insomma c'è da dire però una cosa. Dilla, molti rimedi riescono ad armonizzare le energie e tutto quello che è, dunque si possono ripulire gli ambienti, soprattutto dalle memorie, ma sulle falde non fatevi prendere in giro, nessuno può niente. Esatto, se c'è una falda sotto la casa, l'unica soluzione è andarsene. Perché... Anche se la casa, cioè vi spiego, la falda è sotto, la casa magari ha delle vibrazioni buone perché le avete portate voi, però alla distanza quella casa lì le perderà queste, perché la falda è lì magari da 300-400 anni, ma anche da 1000. Da sempre. O anche da sempre, cioè io non voglio essere così pessimista, però voglio dire, un piccolo aiuto. Qualche palliativo si può mettere, si può fare, però se vedete che le cose non vanno, se sentite presenze, se tutto, questo è importante. Dovete capire che sicuramente c'è un qualcosa e che se questo qualcosa è una falda, non c'è potenza, è inutile. E poi dopo nasceranno litigi, guerre con vicini, ce ne sarà di tutti i colori, perché ogni volta che si abbassa e si alza l'acqua, ci ma sarà anche sempre pensate al movimento continuo sotterraneo che voi non ve ne accorgete, ma a livello di vibrazioni, sì, esatto. Muove in modo troppo rapido le vibrazioni, cioè non è come quella giornata di vento che sposta un po', quello è sempre un continuo, come abitare davanti a un'autostrada. È chiaro che c'è troppo flusso e non sempre va bene. Però diciamo che quelli che ci ascoltano non abitano sopra le falde, no? Non sono così. Non sappiamo. Noi siamo gente che porta fortuna a priori. Sì. Bene, e quindi continuiamo, prima che la batteria si scarichi, che siamo all'81%. Esatto, continuiamo. Allora, il sì e no per i nostri circuiti e partiamo subito con un circuito bomba che... Questo circuito, per chi lo può scaricare nei migliori gruppi Facebook, social o praticamente anche nel sito del capitano.intervista di Hildegard Magnetto Veneziano, questo è di colore verde. E Hildegard oggi ce lo spiegherà. Ce lo spiegherà perché l'ha ideato lei. Bene, vai Hilde. E vai. Incastrata, precettata, no vabbè, scherzi a parte. Già ieri abbiamo parlato del pentalfa perché era all'interno della croce rosa croce, di quel simbolo molto forte che abbiamo analizzato appunto nel circuito di ieri. Non abbiamo detto però il pentalfa nello specifico cosa rappresenta, perché ci siamo dilungati sui 4 bracci della croce, il senso degli elementi, eccetera. Anche il pentalfa parla del perfezionamento umano, intanto perché se voi immaginate, può contenere la testa, le braccia e le gambe dell'essere umano, dunque raffigura le 5 forze che contiene l'essere umano, vale a dire aria, fuoco, terra, acqua e spirito. Dunque l'essere umano contiene tutte queste 5 forze. Il fatto che contenga addirittura una persona che potrebbe essere idealmente l'uomo... Datamo. No, allora, vicino di casa. Se avete mai visto l'immagine disegnata da Leonardo da Vinci, lui ha disegnato l'uomo vitruviano, dunque l'uomo è iscritto sia in un cerchio perfetto sia appunto all'interno di una stella, noi possiamo metterlo, perché sono il massimo grado, raffigurazione di perfezionamento. Dunque l'essere umano è
il potenziale di perfezione, di equilibrio tra polarità positiva e polarità negativa è l'elemento, gli elementi equilibrati. È chiaro che cosa vuol dire? Che è una propiziazione di perfezionamento, dunque questo è un altro di questi circuiti che stiamo presentando in questi giorni, strettamente connessi a un percorso, a un sentiero spirituale. Dunque ci sono altri fattori che abbiamo già detto sempre nei giorni precedenti, intanto Giove che propizia e armonizza in modo molto positivo, sempre, perché? Perché parla di amore universale, di conoscenza superiore. Giove è tutte queste cose ed è associato a Cesed, dunque alla sefira dell'amore incondizionato. Esatto. Il simbolo del cerchio serve comunque a emanare al testimone che va posizionato qui dentro tutti gli influssi di questo che è contenuto all'interno del cerchio. Ma all'interno del pentalfa, che viene sempre usato comunque non solo come perfezionamento e come dire, input positivo di crescita e di sviluppo spirituale e animico, ma anche come protezione proprio da entità e da spiriti negativi. Anche i geni negativi, anche i demoni non possono toccare niente che sia tutelato sia dal cerchio sia dalla stella. Esatto. A 5 punti. Attenzione, stiamo parlando della stella orientata verso l'alto e non capovolta, che chiaramente invece richiama le forze dell'altra polarità. Dunque stiamo parlando della polarità positiva, superiore, luminosa. All'interno del pentalfa c'è la Triskel. Dunque questo è un tributo alla Wicca, che ovviamente ha preso esatto, da noi. Vabbè, perché non c'eravamo prima. Usa comunque questo simbolo come manifestazione di perfezione delle forze, dicevamo appunto nei giorni precedenti che il numero 3 rappresenta e raffigura tutto ciò che è manifesto, ma è dunque qualcosa di concluso, non in evoluzione. Cosa significa questo? Dunque, è chiaro che poi potete fare tutti gli approfondimenti che volete, ma è un invito a perfezionarsi e a raggiungere e dunque a concludere, a concretizzare il perfezionamento. Sì. A questo aggiungiamo che proprio per via di tutte le cose che abbiamo detto prima, ha un grandissimo influsso di protezione da tutte le forze che invece cercano di trascinare verso il basso e di insinuarsi in ogni settore della nostra vita, inficiando anche i nostri risultati o comunque tutto. Può anche essere utile a mantenere i bodis, cioè perché se vi mettete la foto di quando eravate piccolini, sicuramente cercherà di stabilizzare come potrà il vostro cammino. Chiaro che poi dopo, essendo influenzati da questo circuito, magari amici che frequentavate sempre incomincerete a vedere in un determinato modo e quant'altro, perché quando si inizia un percorso esoterico poi bisogna prendere, non dico il coltello, non fraintendetemi, però la sciabola, no? Non il coltello, la sciabola. O la motosega, perché si incomincia a vedere la vita in un altro modo e si incominciano o si prendono delle decisioni, posizioni radicali, oppure si viene risucchiati e poi si abbandona questo percorso, no? Però alla fine il premio è importante, no? E se uno poi scappa da queste cose qui perché pensa che sia più importante un amico che gli offre, non so, il viaggio in macchina con Rolex d'oro, roba del genere, poi è chiaro che alla fine c'è sempre un piccolo conto da pagare. Ricordiamoci che nulla di ciò che costruiamo da un punto di vista materiale verrà dietro con noi, esatto. Ma i nostri conseguimenti spirituali ci seguiranno vita dopo vita. Perché la nostra vita, come dice sempre il Degarda, è una costruzione, no, per lo spirito, no? È un'evoluzione. Bene, però adesso, oltre questa cosina così, tac, colpo di scena, entra praticamente un circuito che è la fotocopia di quello di ieri. Che ieri non c'è l'uroboro, ma c'è il cerchio di perfezionamento che è la stessa, praticamente identica cosa. Perché vi ho detto che due circuiti possono fare la stessa cosa, solo che vengono raffigurati. E magari uno è più adatto rispetto a un altro. Si chiede pendolino, si chiede sempre, non al marietto,
alla Hilde sì, al Marietto di Mino ve le scaricate, sono gratis, andate là. Esercitatevi voi e vi scaricate anche il quadrante di valutazione sì e no, Esatto. e chiedete quale è adatto. Se sì, chiaramente lo metterete su, se Esatto. no. Comunque potrete scaricare anche altri circuiti per capire quanto tempo dovete tenere su un testimone. Massimo un mese, sempre. l'abbiamo spiegato ieri. Esatto. Io penso che per oggi facciamo un piccolo recupero. Ah no, abbiamo ancora i nati del giorno. I nati del giorno. Io, scusate, devo andare in bagno, scusa, vado. Va bene. Un goccino leggero. Ma non entrare nei dettagli. Achille, tu sei qui, non piangi. Allora, i nati del giorno, intanto tanti auguri ai nati del 1° ottobre e tanti auguri a tutti, perché entriamo, come ho detto prima, parlando degli influssi del giorno, sotto gli influssi di Scorpione. Dunque entriamo anche in un contesto di energie che ci spingerà a rielaborare molte cose dell'inconscio, anzi, se non ci spinge autonomamente, approfittiamo di questi impulsi e andiamo anche a cercarli. Dunque Scorpione sappiamo che è una costellazione che ci influenza in che modo? Facendo dietrologia, dunque siamo sempre lì che analizziamo quello che è stato detto, quello che è stato fatto, dunque possiamo applicarlo invece che sugli altri a noi stessi, dunque può essere un buon momento, anche perché entriamo nella fase autunnale, dunque è un buon momento per cominciare a guardarsi dentro, anche la natura ripiega in se stessa e poi fino al riposo invernale, e dunque anche noi possiamo sfruttare queste forze che poi culmineranno a cavallo fra il passaggio di testimone tra Scorpione e Sagittario, quando finiremo ottobre e entreremo in novembre. Ma detto questo, dunque i nati di oggi sono sicuramente più propensi rispetto ai nati del periodo precedente a essere in contatto con certe forze inconsce, con certe cose interiori, con il contatto anche empatico con l'altro, sono molto incentrati sul partner, sul socio, su comunque una controparte, perché la bilancia ha bisogno sempre di interfacciarsi con qualcuno per restare in equilibrio. Sono molto equilibrati spontaneamente, ma la loro vita è come se fosse carente se non hanno una controparte. Dunque c'è grande apertura verso gli altri e forse caratteri di ingenuità, sono troppo buoni e spesso vengono sfruttati proprio perché sono così buoni. E tra l'altro sicuramente i nati di oggi sono anche molto piacenti, hanno quel qualcosa, quel luccichio negli occhi, quel magnetismo che ricevono proprio perché nati per primi, tra l'altro, nella costellazione di Scorpione. Dunque già la prima costellazione Bilancia garantisce delle belle forme molto aggraziate, perché abbiamo Venere. Scorpione dà quel magnetismo e quella carica anche sensuale, dunque sicuramente le persone nate oggi hanno una bella fattezza. Dopo andiamo a festeggiare. Sei nato oggi? Non si sa, non si sa. Allora, questo dunque da un punto di vista fisico, da un punto di vista della fortuna, sono sicuramente soggetti a lavorare comunque molto, ad avere comunque da un punto di vista materiale tutto ciò che occorre loro, anche perché abbiamo in due momenti diversi delle ripetizioni delle costellazioni di terra che si susseguono in un modo tale da portare arricchimento. Dunque nel tempo sicuramente queste persone, grazie ai loro comunque sacrifici, al loro impegno, saranno sicuramente proprietari di almeno un immobile. Purtroppo Cancro Scorpione, che all'interno del loro quadrato parla di difficoltà soprattutto nel settore familiare oppure nelle relazioni che possono essere assoggettate da momenti di grande incostanza. Non tanto per loro, che comunque sono bonari, ma a volte ricevono comunque, vivono dei momenti altalenanti. Questa altalenanza si manifesta anche nelle amicizie, vale a dire che spesso potranno essere delusi da persone per le quali si sono invece spesi anche molto, dunque c'è anche questo un po' da dire. Il settore migliore per queste persone ha a che
fare con tutti gli ambiti, sia del mentale sia del potenziale di Venere, Sì. che passa attraverso la costellazione Bilancia. Dunque o studieranno, perché comunque hanno un sostegno di Acquario dietro, che anche se in posizione di opposizione, essendo dello stesso elemento di Bilancia, va un po' a nutrire la loro intelligenza, che sicuramente risulterà pronta, e soprattutto molto predisposti a una vita di grande equilibrio. Potranno essere anche di esempio per gli altri, però fondamentalmente o in modo occulto mancheranno ogni tanto di quella fede che gli permetterà di affrontare con più determinazione anche certe prove. Questo però avverrà nel tempo, perché sono persone che faranno esperienza e tesoro delle loro esperienze. Dunque abbiamo sicuramente delle valide persone da avere intorno, persone genuine, a volte anche eccessivamente altruiste. Dunque questo potrebbe arrecare a loro stessi del danno, non a chi hanno intorno. Bene, detto questo, io ho concluso anche con i nati di oggi. Dopo questa filippica possiamo solamente ricordarvi i 2 circuiti che potete scaricare gratuitamente nei migliori gruppi social e anche addirittura nei nostri e anche nel sito forse anche nel sito ilcapitano.intervista.org. Sono gratis, funzionano anche se non ci credete. Chiedete sempre col vostro pendolino, se no voi, se chiaramente volete una consulenza, vedete qui il numero di telefono sotto, costa 20 euro, 45 minuti, questo è il numero di telefono di Hildegarda, professionale chiaramente. E questo è quanto per quanto riguarda. Per quanto invece abbiamo parlato del libro di Aristocrazia Nera, è un must per i veri ricercatori dell'esoterismo, perché molte volte noi ci riferiamo a questo testo parlando e se qualcuno non l'ha mai letto sembra che stiamo parlando degli extraterrestri o di qualche partito politico, che sono favole in aria. Però invece questo qui è realistico, esiste veramente. Detto questo, possiamo ricordare che domani alle 10 ci saremo ancora, Dio piacendo, e venerdì alle 21:30, sempre domani, addirittura venerdì alle 21:30 avremo le Sibille live con Hildegarda, anche con il contributo del sì, perché in questo momento qui venerdì io sarò ospite. Ieri sono stata ospite io del suo canale. Ieri l'ho dovuta, purtroppo è così, e domani lei purtroppo se mi degnerò di venire, anche se mi volete io ci sarò, poche parole. Se ci darai l'onore di averti con noi. Abbiamo detto tutta, gli volevo chiedere, scusa, ma il gas com'è che si accende? Perché è finita la bombola, no? Poi devo fare anche la doccia, quindi allago la falda del vicino. A proposito di corsi d'acqua, vi auguriamo un buonissimo proseguimento di giornata e ci ritroviamo come di consueto domani alle 10. Alle 10, senti, stacca perché sennò qui chiamano un euro. Ciao a tutti. Ciao.